Amiche ed amici appassionati di calcio a 5, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatottina Gas e Luce di San Giovanni Lupatotto, con l'Audace che si presenta con 1 De Berti, 2 Ariu, 3 Putto, 8 Tombola, 9 Rasetti, 12 De Sanctis, 14 De Brito, 16 Perobello, 22 De Angelis, 28 Marcazzan, 30 Coppola, 97 Sterza. Nata del girone A della Serie A2 femminile, Audace Cometa si parte, l'Audace attacca da sinistra a destra dei teleschermi con il completo bianco, anzi la maglietta bianca e quest'oggi i pantaloncini neri per De Brito, palla sul sinistro, bella per Marcazzan, la palla per Ariu e c'è il vantaggio dell'Audace, bellissima azione della squadra di Donisi, manovra avvolgente, precisa. L'Audace se ne incarica Rasetti che appoggia all'indietro per De Angelis che controlla e calcia, non riesce però ad inquadrare la porta, ancora Marcazzan, Putto, Marcazzan e c'è il gol dell'Audace. Stupenda azione di Marcazzan e Putto, triangolo tra le due, altra dedica verso la tribuna, verso la compagna per Stefania Marcazzan, 10 minuti e 30 al termine, finisca in fallo laterale. Bello il traversone di Caminada a cercare Confaloniere, poi De Angelis che parte, De Angelis, palla per Marcazzan e c'è il 3-0 dell'Audace. Stupenda ripartenza, stupenda azione personale di Benedetta De Angelis che sull'uscita di Livraghi ha toccato il pallone in fallo laterale, ancora Ariu, quindi in diagonale para Livraghi, palla ancora per Marcazzan, Marcazzan col sinistro in diagonale e c'è la deviazione di Livraghi strepitosa in calcio d'angolo. Sequenza. Finisce ora la prima frazione di gioco, la Sirena decreta il 3-0 dell'Audace sulla Cometa dopo il primo tempo. Ancora lunga fase di possesso per l'Audace che sta controllando il pallone praticamente dall'inizio di questo secondo tempo senza lasciare scampo alcuna possibilità di replica alla formazione avversaria allenata da Stefano Corrias. Marcazzan, Ariu, c'è però un tocco troppo debole da parte del numero 28 con Riva che stava approfittandone. Attenzione a Rasetti che si gira molto bene, trova l'opposizione di Livraghi e poi la palla ancora verso Ariu che non riesce però a colpire verso la porta avversaria. Di gioco con l'Audace sempre saldamente in controllo e poi la conclusione con il sinistro di Luana Putto di mezza punta che non inquadra lo specchio della porta e poi attenzione che c'è il gol del Cometa con Susanna Riva come è successo già qualche minuto fa. Audace ed ecco la Sirena che sancisce quindi la nuova vittoria dell'Audace, la quarta consecutiva, quinta se considerassimo anche quella ottenuta sul campo del Breganze. Il saluto della squadra di Donisi, grazie per l'attenzione, un saluto da Giacomo Mozza e risentirci con i prossimi appuntamenti.